Buonasera dal sombrero bianconero, buonasera, buonasera. Faccio questo breve video, innanzitutto facendo i complimenti all'Atalanta perché ho fatto il pre-partita ma non ho fatto il post-partita, quindi ci tenevo a fare i complimenti all'Atalanta perché, come ho detto, nel pre-partita è una squadra pazzesca, pazzesca, e paradossalmente avrei anche goduto un pochettino se l'avesse vinto, perché coronare con un trofeo i 3 anni di Gasperini e di questa società, penso che al di là della partita in sé poteva essere veramente una cosa meritocraticamente giusta. Ok? È andata così. Ma faccio questo video per sputtanare un po' quegli ipocriti merdazzurri, cartonati, che stanno rompendo i coglioni su tutto il web già dallo scudetto, addirittura sono arrivate le mongolfiere sul Duomo. Vi elenco un po' di fatti e un po' di esempi per cui li definisco ipocriti de merda. Partiamo a ritroso, partiamo da Antonio Conte, quando fu squalificato per il calcio scommesse, per il cazzo lì del Bari, delle squadre che aveva allenato in Serie B. Gli hanno detto del ladro, del truffatore, della merda. A Marotta gliele hanno dette di tutti i colori, ok? Gli hanno dette di tutti i colori per anni quando gli bruciava il culo. Perché comunque ricordatevi sempre che l'Inter è una società che ha vinto solo in tribunale. Ha vinto quello che ha vinto dopo grazie al tribunale, grazie a Vieira, grazie a Ibrahimovic, che gli hanno creato lo status quo per poi andare a vincere la Champions League anche senza Vieira e Ibrahimovic. Senza tornare sempre al fatto che rigore su Kalou, rigore su Ivanovic col Chelsea, gol di Bojan col Barcellona al 90esimo, se no erano fuori dai coglioni, gol in fuorigioco di Milito in finale. Lasciamo stare, dov'è il VAR? Perché sento parlare di dov'è il VAR. Seconda cosa, ma non era lo scudettino, non era il campionato più brutto d'Italia, non era il campionato più brutto della storia italiana, non era il campionato più triste d'Europa, e adesso che l'hanno vinto loro con una Juve che ha perso partite con Benevento, Crotone, Verona, cose così, improvvisamente arrivano in 4.000, 5.000 fumogeni in Piazza del Duomo, fumogeni, le mongolfiere che arrivano. Antonio Conte è diventato un dio, da ladro è diventato un dio, Marotta da truffatore è diventato il salvatore della patria, ma hanno fatto una festa per lo scudettino de cartone che neanche il mondiale 2006, ragazzi, neanche al mondiale 2006. Parlano di errori arbitrali pro Juve, ci danno dei ladri, quando quest'anno, ragazzi, quest'anno se andiamo a vedere gli episodi arbitrali si devono solo nascondere, al di là dei favoritismi. Addirittura quando avevano loro il Covid, i giocatori dell'Inter avevano il Covid, sono riusciti con le pause nazionali a recuperare tutti e andare a vincere uno scudetto. Ma la cosa più ridicola, facciamo così, mettiamoci così, la cosa più ridicola che ho sentito da youtuber interisti, da youtuber che fanno quello di lavoro tutta la vita, da youtuber interisti: quando abbiamo vinto la Coppa Italia, avete vinto la Coppetta Italia, ma se voi, brutti sfigati del cazzo, vi permettete di parlare di triplete, quando di triplete vi vantate di triplete, quando nel triplete c'è la Coppa Italia, la Coppetta Italia come la chiamate voi, perché vi ricordo, insieme alle ladrate in Champions, insieme a Fassopoli, vi ricordo che la Coppetta Italia non è il triplete, visto che la definite così, no? Quando la vincono gli altri. Vi ricordo sempre, per chi ha memoria corta, che il triplete europeo l'hanno fatto Juve, Real Madrid, Barcellona, e non c'è la Coppetta Italia, c'è la Supercoppa Europea, l'Intercontinentale e la Champions League. Questo è il triplete e la Juve l'ha vinto, voi no. Voi che prendete per il culo che noi abbiamo vinto la Coppetta Italia, la mettete nel triplete. Allora che cazzo, siete ipocriti, siete una tifoseria di sfigati. Sapete gli sfigati? Quelli che stanno 30 anni sul divano a guardare gli altri vincere, 30 anni sul divano a guardare gli altri vincere, e poi grazie a Fassopoli riescono a ciulare i giocatori alla Juve per poter aprire un ciclo vincente con la Juve in Serie B, con la Juve in Serie B, che poi torna l'anno dopo e gli fa un culo così e si spara quasi 10 anni sodomizzandoli, sti quattro
pappagalli, sodomizzandoli. E adesso hanno vinto lo scudetto, porco Dio, ma neanche al mondiale del 2006, quando per 10 anni è stato lo scudettino, il campionato più noioso del mondo, lo scudettino per adesso lo festeggiano come mica il mondiale 82-2006 insieme, addirittura la mongolfiera. Ipocriti, ipocriti, ipocriti. Sempre nel culo la nostra storia, ve l'ho sempre detto, se mettete Padoin, Del Piero e Pepe, hanno più trofei della storia dell'Inter, sia a livello nazionale che a livello europeo. Capite bene cosa voglio dire? Che tra un po' vi doppiamo pure con le Coppe Italia, che ne abbiamo 14 tra un po'. Se non c'era questa merda, avremmo vinto le stesse Coppe Italia che voi avete di scudetti. A sfigati! Se non c'era Fassopoli, quei 5 campionati, quelle Coppe Italia che avete vinto, non le avreste neanche vinte. E nonostante questo, vi stiamo sodomizzando da 9 anni. Siamo a 14 Coppe Italia, che tra un po', tra 5, arriviamo agli scudetti che avete voi conquistato nella vostra storia. E Padoin ha vinto 5 scudetti di fila. Alessandro Del Piero ha più titoli della vostra bacheca di merda. Perché fate tanto i fighi e avete una Champions League in più. E il resto è solo divano. È solo divano, il resto è solo divano, divano, per 30 anni, ogni tanto un anno sabbatico, vincevate lo scudettino, la coppettina UEFA, ma di cosa parlate? Ma state seduti, che stiamo arrivando di nuovo, arriviamo di nuovo, l'ha detto Elkan, noi non abbiamo bisogno di svendere a terzi, La Juve è una società a sé, paghiamo i debiti, saniamo i debiti e non vendiamo a terzi, non facciamo i Chinatown, tranquilli. Ipocriti, la Coppetta Italia e lo scudettino. Adesso quando avete fatto il tripletto è diventata la Coppa del Mondo e lo scudetto della storia. Ma caccatevi, va, caccatevi. Sempre sotto l'ombrellone, l'interista chiacchierone. Ridicoli, nella gioia, nel dolore, alla Juve eterno amore. Stiamo tornando, preparatevi la pecorina che arriviamo da dietro e senza vasellina. Pecorina senza vasellina. A sfigati, ammazzate io.